Sono a Vigonza in uno studio fotografico veramente speciale perché qua si fotografano soltanto bambini, ma bambini Piccolissimi. piccolissimi. Piccoli quanto? Piccoli, sono neonati, quindi preferibilmente tra il quinto e il 15° giorno di vita. Elisa, ma com'è nata questa tua passione così particolare? È nata circa 10 anni fa. Ho visto in internet una foto di un neonato e me ne sono innamorata, ho cominciato a informarmi. Questa era una foto di una fotografa che è anche una mia mentore ed è Kelly Brown, e ho iniziato a fare i corsi con lei, a sviluppare proprio questo genere fotografico di cui sono innamoratissima. È un momento unico della vita avere un bambino, quindi immortalare soprattutto i primi giorni è una cosa incredibile. I bambini cambiano molto velocemente, ancora la pelle squamosa, si riesce a posizionare in quelle pose fetali che poi perde subito, perché dopo i 15 giorni i neonati cominciano a sviluppare la muscolatura, a restare un po' più svegli, avere le colichette, quindi il periodo più bello è proprio tra il quinto e il 15° giorno, anche se naturalmente sono sempre belli e si possono fotografare anche oltre il 15° giorno. Certo che alle volte questi bambini fanno delle espressioni che sembrano pensate, no? Come questa. Lei è una bimba di 6 giorni e aveva un legame fortissimo con la mamma. Infatti fotografare i bimbi così piccoli tra il quinto e il 15° giorno hanno una simbiosi con i genitori, soprattutto con la mamma, incredibile. L'avevamo posizionata, la mamma ha detto chiamala, la stava chiamando, le ha dato un piccolo soffio nel viso e la bimba ci ha sfoderato questo sorriso. E allora Elisa, da questo studio fotografico dedicato ai neonati, buongiorno Mattino. Buongiorno Mattino. Buongiorno.